Grazie a tutti, grazie a tutte, grazie a Vicino Lontano e grazie a Paolo Colombo. Allora, chi decide il mio ultimo respiro? È stato scelto questo titolo non a caso, perché parliamo di fine vita e quando si parla di fine vita si parla di eutanasia, che dal greco vuol dire buona morte, si parla di suicidio assistito, di accanimento terapeutico, di cure palliative, di testamento biologico, di consenso informato. È un campo sacro. Quando io incontrai Beppino Englaro era l'8 febbraio 2009, il giorno prima che Luana morisse. Come giornalista avevo chiesto di poter entrare nella stanza della casa di cura La Quiete di Udine. Lui acconsentì non senza difficoltà, non ci conoscevamo. E la prima cosa che mi disse: si ricordi, lei sta entrando in un campo sacro. Il rispetto per questi temi, il rispetto per le persone che vivono questi drammi e ricordandoci che quello che è successo agli altri può succedere a noi, può succedere ai nostri cari. È un punto di partenza non facile ed è il punto di partenza che si collega a un tema che è stato tabù e che è ancora tabù, che è il tema della morte. La vicenda Englaro ha segnato un prima e un dopo, scatenando quello che sapete, scatenando opinione pubblica, politica, i media, anche a livello internazionale, ma ha squarciato un velo su questo tema, il tema della morte. Cosa è stato fatto in questi 20 anni, dal caso Welby del 2006 al 2025, per tornare alle battaglie più recenti, quelle della Triestina, l'architetta triestina Martina Opelli, morta con suicidio assistito in Svizzera il 31 di luglio, della giornalista di Perugia Laura Santi, la moglie di Stefano, morta esattamente 10 giorni prima, il 21 luglio, suicidio volontario medicalmente assistito nella sua casa a Perugia. E allora, che cosa è stato fatto in questi 20 anni? Io chiamerei subito il professor Giuseppe Remuzzi. E io ho il suo libro che ho letto in punta di piedi, professore. Un libro che si interroga e che fa domande più che dare risposte. Questa è una mia opinione che voglio confrontarmi con lei. Però io mi soffermerei sul sottotitolo: c'è un valore negli ultimi momenti della vita e deve essere nostro. E questo è il tema della morte che ritorna. Professor Remuzzi. Sì, grazie. È proprio così, questo libro pone dei quesiti più che dare delle risposte. Come abbiamo concordato con gli organizzatori, vi dico qualcosa di questo libro. Devo far vedere le altre slide. Ricordiamo Mondadori ed è uscito nel novembre dello scorso anno. Sì. Vedete, facciamo di tutto per la nostra vita e vorremmo che fosse facile, completa, felice. Come è stato appena detto, della morte non ci occupiamo mai, ma se ci pensate bene, dopo l'essere nati è forse il momento più importante della nostra vita. Ci si vorrebbe arrivare con meno disagi possibili, con qualcuno che ti spiega cosa succederà, se no i giorni e i mesi che precedono quel momento rischiano di essere un calvario che vanifica tutto quello di buono che c'è stato fatto prima. Si vorrebbe poter scegliere, invece nelle settimane e nei mesi che precedono la morte ti privano di tutto, incluso relazioni, affetti che hai passato una vita a costruire. Dall'oggi al domani non decidi più niente e sei afflitto da disagi a cui non avresti mai pensato di dover far fronte quando stavi bene. Questa è Jack the Ripper, la prima pagina di London News del 1888. È
Jack lo squartatore. Qualche tempo fa un ammalato mi dice: pensavo che la morte colpisse alle spalle, proprio come faceva Jack the Ripper, non di fronte come stava. La morte qualche volta colpisce alle spalle. Quando è così è tutto più semplice, ma il più delle volte la morte ce l'hai di fronte. E allora è un guaio, mi diceva questo malato, perché della morte e del morire si parla poco, il meno possibile. Così se ce l'hai davanti, magari per settimane o per mesi, sei completamente indifeso. Qui vedete una lesione di una coronaria, la discendente anteriore di una signora di 88 anni, che 20 anni fa sarebbe morta nel suo letto. Avrebbe potuto salutare i suoi cari e loro si sarebbero ricordati di quei momenti per tutta la vita. Adesso questa signora arriva al pronto soccorso con un dolore al petto, finisce in una sala di emodinamica, lì le liberano le coronarie dai trombi, ci mettono una molletta per tenerle aperte, però dopo una certa età risolvere un problema vuol dire quasi sempre farne saltare fuori un altro, spesso più grave. Questa è la nostra sala di emodinamica dove si trova Anna portata dal pronto soccorso, finito l'intervento ai piedi freddi. Nel liberare le coronarie delle volte partono degli emboli che arrivano fino alle gambe e limitano il flusso del sangue. I medici dicono vedremo, ma i piedi vanno sempre peggio, si formano delle piaghe che poi si infettano, febbre, dolori insopportabili. Anna non può più stare in ospedale, ha bisogno di medicazione tutti i giorni e di antibiotici per endovena, difficili da fare a casa. Segue un mese d'inferno, i dolori non la lasciano mai. Una sera Anna perde conoscenza, ha mal di testa, c'è un'emorragia cerebrale per via degli anticoagulanti che hanno dato per evitare che lo stent si chiudesse. Va in rianimazione, dopo un po' si riprende, ma si esprime a fatica, non muove più un braccio e la gamba destra, i piedi vanno sempre peggio. Bisogna amputare, dicono i medici, a livello della coscia, almeno a sinistra, poi si vedrà. Anna non capisce, non può decidere, l'amputazione alla fine si fa, dopo l'intervento non c'è più urina, serve la dialisi, 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana, ci si deve organizzare. Anna vive ancora 3 anni senza poter comunicare. Quello che resta del suo corpo è rimasto in balia di tante persone, anche per le cose più intime. I familiari sono sfiniti dalla fatica e senza più un soldo. Ne valeva la pena? Io penso di no, ci si sarebbe dovuti fermare prima, non dico che sia facile, in quei momenti decidere è sempre difficile, però la molletta nel cuore a una donna di 88 anni con le coronarie molto malate forse non andava messa. Ci sono farmaci che migliorano il flusso nelle arterie e tolgono il dolore, forse non allungano la vita, ma a quell'età non succede nemmeno con gli stent, ma si muore molto meglio. E non è che Anna sia particolarmente sfortunata, cose così, anche peggiori, capitano ogni giorno, in tutti i paesi del mondo. Noi medici lo sappiamo benissimo, ma facciamo poco o nulla, è più facile non decidere. Questa è Città del Capo. A me è capitato di essere il presidente della Società Mondiale di Nefrologia e ho invitato a fare la lezione introduttiva al congresso di tutti i nefrologi del mondo l'arcivescovo Desmond Tutu. Ha fatto la lezione introduttiva, un uomo piccolo di statura ma con un carisma da far venire i brividi. Arriva sul podio, dà 2 colpi di tosse e chiede c'è un medico qua. E così si rende subito simpatico perché di medici ce n'erano 7.000. E aggiunge welcome home, benvenuti a casa. Per paradosso i congressisti erano in gran parte bianchi e con quelle parole è come se ci avesse detto per bianchi che siate venite tutti da qui. Ed è così. Anch'io mi ha detto prima che quando ci siamo incontrati, prima della sua lezione, in passato mi ero opposto, come tanti esponenti della Chiesa, al fatto che qualcuno decidesse di morire e fosse autorizzato a farlo, ma 2 anni fa ho cambiato idea. Voglio farmi portavoce della causa di chi soffre e non può dire apertamente quello che vi sto dicendo io. Voglio passare dall'altra parte verso una nuova fase della mia vita come pare a me. Il mio amico Lord Carey mi ha detto anche che in passato è stato arcivescovo di Canterbury, ha lottato perché ci fosse una legge per l'assistenza a morire in Gran Bretagna, mi ha fatto un immenso piacere. Ho supportato questa iniziativa con tutte le mie forze e vorrei che lo si potesse fare anche qui in Sudafrica, negli Stati Uniti, in tutte le parti del mondo.
E pensate, mi ha detto una cosa che è molto significativa, secondo me, nel rifiutare alle persone che muoiono il diritto di farlo senza soffrire, noi, diceva l'arcivescovo, facciamo proprio il contrario di quella che dovrebbe essere l'essenza dei valori cristiani, la compassione e l'attenzione ai più deboli. Parlano della legge. La legge non si è mai potuta fare, si è fatto un tentativo con una legge approvata alla Camera. Questa legge è un disastro, non entro nel dettaglio perché vi porterei via troppo tempo, semmai nel dibattito ne potrete parlare, ma chi scrive queste leggi lo sa che se un ammalato soffre di sofferenze atroci non dovrebbe aspettare nemmeno un'ora. Un'ora è lunghissima, sono 60 minuti, 3600 secondi in cui sei lì con gli occhi sbarrati e con un pensiero fisso. Lasciatemi andare, vi prego, non ce la faccio più. Ma c'è di peggio. Se la richiesta di porre fine alle mie sofferenze non è conforme a quello che la deve esaminare, che è un comitato di esperti che si riunisce nazionale, immaginatevi cosa vuol dire, posso ripresentarla, ma solo dopo 180 giorni. 180 giorni per ripresentare una domanda a uno che vorrebbe morire subito. E questi sono i nostri infermieri, gli infermieri e i medici che sono stati vicini a questo malato, dove sono finiti? Non lo so, di sicuro non fanno parte del Comitato Nazionale di Valutazione, quelli sono impegnati con le carte, con le verifiche dei requisiti, con gli articoli, con i commi. Intanto che il Parlamento discute ci potremmo far guidare dalle leggi che ci sono già, una sentenza importantissima della Corte Costituzionale e le due leggi che fanno riferimento alla sedazione palliativa. C'è scritto tutto, ma proprio tutto quello che si può fare e non si può fare e come farlo. Noi invece continuiamo ad alimentare e idratare persone in stato vegetativo permanente. Perché? E continuiamo a non parlare ai bambini che muoiono. Perché? Così è più facile, lo so, ma non lo dovremmo fare più. Grazie. Grazie a lei, professore. Prima di salutarla, perché sappiamo che lei non può rimanere con noi, intanto la ringraziamo per questo suo intervento. Volevo davvero farle ancora una domanda. Questo è un libro che nasce da storie personali ed è un libro che vuole affrontare il fine vita con le persone che hanno affrontato questo problema, questa tragedia, questo dramma. Sì, è proprio così. Questo non è un libro fatto di idee, di ideologie, di partito preso, di problemi filosofici, etici. È un libro fatto di cose concrete, di vita di tutti i giorni, di cose che succedono negli ospedali. Quando Panebianco ha detto una cosa bellissima, l'ipocrisia potrebbe essere una virtù per non trasferire sulla pubblica piazza quello che non è adatto ad essere discusso in piazza. E io credo che l'approccio che ho cercato di avere con questo libro è un po' diverso da quello che si legge normalmente intorno ai problemi di fine vita. Qui ci si deve lasciare guidare dal dubbio, dal buonsenso, dalla compassione, come diceva il vescovo Desmond Tutu. E io credo che è una questione tra te, il tuo medico, i tuoi infermieri, le persone che ti hanno seguito, i tuoi familiari. Quello che è stato fatto invece con questa legge, che per fortuna poi alla Camera non è passata, io penso che sia molto meglio nessuna legge che una legge fatta male. Una legge fatta male sarebbe un disastro per questi ammalati. Credo che ci siano alcune cose molto semplici. Intanto questa decisione della Corte Costituzionale, che finché non ci sarà una legge è legge, è fatta di 10 righe dove c'è scritto tutto. Io eviterei i termini come eutanasia, suicidio assistito. Secondo me bisognerebbe chiamare invece
le cose col suo nome, che è molto semplice, il desiderio di chi non ce la fa più di poter porre fine alle sue sofferenze. Perché il suicidio non mi piace, poi assistito, non mi piace neanche quello, cioè uno si inietta qualcosa e il medico sta lì che guarda, mi sembra che quella è una forma di ipocrisia. Invece noi dobbiamo ammettere che questo deve far parte del modo con cui ci prendiamo cura delle persone e dobbiamo essere vicini a loro insomma, di chi sono i miei giorni. Voi avete detto l'ultimo respiro, io dico, c'è questo bellissimo film, La Grazia, e uno dice di chi sono i miei giorni. Ecco, basterebbe che noi rispondessimo con onestà a questa domanda che ci fanno tanti ammalati, perché tutto diventasse più semplice. I miei giorni sono miei. E l'ultima cosa che vi dico è che ho fatto vedere questo libro a un sacerdote di 90 anni, una persona a cui sono molto legato, gliel'ho fatto come regalo di Natale. Lui ha letto questo libro, dopo un po' mi scrive una lettera molto carina rispetto a quanto gli sia piaciuto, va bene, complimenti, eccetera, ma poi ha detto, non dirò più che la vita è sacra e non dirò più che è un dono, perché che dono è se non ne possiamo disporre? E questo mi ha fatto riflettere tantissimo. Io lì non c'ero arrivato. Professore Muzzi, prima c'è stato un applauso, adesso ce n'è un altro. Il saluto di Udine a lei e un grazie di cuore da vicino lontano. Grazie davvero. Grazie, grazie tanto. Grazie. Si diceva di questo libro fatto di storie. Qui c'è una storia che viene raccontata in prima persona. Con noi c'è Stefano Massoli. Lui è il marito di Laura Santi, giornalista e attivista perugina. Lei è nata a Perugia ed è morta a casa sua il 21 luglio dello scorso anno, aveva 50 anni ed era affetta da una forma progressiva avanzata di sclerosi multipla. La prima diagnosi a 22 anni. A 29 incontra Stefano, il suo compagno di vita, e si sposano nel 2006, dopo 2 anni, a 2 anni dal loro incontro. E tu, Stefano, dici sempre Laura ha vissuto 3 vite. Cosa intendi? Buonasera a tutti e intanto mi scuso se dovrò cercare alle volte le parole. Ancora per me, ecco, vedete, l'emozione. Lui è un uomo straordinario, perché vicino a donne straordinarie ci sono uomini straordinari, ve lo dico così. Non l'ho pagata, giuro. No, ci siamo conosciuti al telefono. Allora, intanto empatia. ringrazio Remuzzi per le belle parole che ha detto e che condivido in pieno. E tornando alla tua domanda, Laura ha vissuto 3 vite perché? Perché ha vissuto la prima vita dove era una persona normalissima con una diagnosi di cui non sapeva assolutamente che decorso potrebbe aver avuto, una seconda vita dove la malattia ha iniziato a essere un po' più aggressiva, quindi prima claudicante, poi il bastone, poi la sedia a rotelle ad autospinta normale, dove lei l'usava in determinati momenti quando era molto stanca, e poi l'ultima vita, quella veramente brutta, dove sia lei che io siamo stati totalmente, e dico totalmente, sequestrati dalla malattia. E gli ultimi 5 anni sono stati veramente tremendi, quindi apprezzo anche le parole del sacerdote che ha detto che non bisogna più parlare di un dono se questo non è, e cose di questo genere. Io vorrei che in questo momento, dove sento un estremo bisogno e continuo anche a combattere come loro
come molti di voi spero, per avere questa libertà di autodeterminazione bisogna fare un salto culturale, quindi mettere da parte tutto ciò che è il diktat della politica e anche il diktat della Chiesa. Questa è una cosa che va al di là, è una cosa personale e non riesco a capire come magari soprattutto persone di Chiesa siano contrarie nel negare la libertà di autodeterminazione di una persona che soffre e non ce la fa più. Laura negli ultimi 5 anni non viveva più, subiva la vita. La sua giornata era una routine bestiale. Stuprata dalla vita. Sì, Lei assolutamente. così ha detto. Esatto. E voi vivevate sulle barricate. Sì, assolutamente, sempre in trincea a combattere per dei diritti che in uno Stato, in un paese civile dovrebbero essere automatici. Poi magari parleremo anche dei gradi. L'iter è durato 3 anni Esatto. per voi, quasi. E quindi diciamo, voi immaginate una persona che io al mattino alle 9:30 gli facevo il primo catetere, arrivava una delle assistenti, fortunatamente le nostre battaglie ci hanno portato anche ad ottenere dal lunedì al sabato l'assistenza al mattino a carico dello Stato. Nel pomeriggio ci pagavamo noi un assistente che per fare 25 ore costava solamente 1.850 euro al mese, pagati da noi senza nessun riscontro da parte dello Stato, con un'altra bellissima sorpresa che io ho vissuto appieno. I giorni di festa l'assistenza non c'è, perché la disabilità va in ferie, lo sapevate, no? E quindi si prende le sue ferie e va via, io sto lì bello a fare tutte le mie cose. No, a me toccava e ho sempre maledetto, ormai sono assolutamente incattivito con i ponti, perché quando c'erano i ponti io mi dovevo sorbire l'assistenza di Laura, e non ce l'ho con Laura ma con la malattia e con lo Stato che non ci ha mai coperto, 24 ore su 24. E tornando all'iter, Laura veniva alzata, portata in bagno, colazione, vestita, portata in terapia, tornava, pranzo veloce, messa a letto, perché già iniziava il primo sintomo di fatica. Quindi lei da verso le 13:30 alle 17:30-18 doveva stare a letto completamente al buio e non sentire rumori. Veniva alzata, aveva quelle 2 orette dove leggeva, scriveva, dettando ovviamente con il dettatore vocale, si documentava, registravamo i nostri messaggi, dopodiché doccia, cena, lei sul tavolo prona in avanti, con la testa come una persona che sta lì svenuta, per tenere la schiena libera e liberarsi sia dai dolori ma dalle possibili piaghe da decupito che vengono normalmente a persone che stanno sempre sdraiate. Ecco anche perché lei era molto proattiva e non voleva stare a letto, non ha mai mollato su questo, aveva una fame di vita veramente al di sopra della media. Dopodiché a un certo punto, con me stanco, morto sul divano che sonnecchiavo, mi diceva portami a letto, stava un'oretta su un fianco, poi mi chiamava, la mettevo supina e lì finiva temporaneamente l'iter. Fortunatamente con i cateteri non mi chiamava più la notte, quindi 3 cateterismi vaginali al giorno ci avevano ridato questo respiro, ma un giorno sì e un giorno no doveva fare cateterismo anale, che non è un cristere. Non ve lo descrivo, se volete documentatevi, e quindi dipendere solo ed esclusivamente dalle mani degli altri, senza poter fare più nulla, con la testa non lucida ma di più. Secondo voi, vi pongo io una domanda, è vita? O stiamo subendo la vita? Posso decidere io che non ce la faccio più e solo io a sopportare quella condizione? Direi di sì.
tu sei stato il suo unico caregiver. E questo è un argomento che adesso, prima di parlare con te Raffaella, te la senti di dire come vi siete salutati? Dopo. Allora Raffaella, il discorso, anzi faccio un passo indietro, guarda, intanto che Stefano beve, faccio un passo indietro, torno a Eluana Englaro, 17 anni in stato vegetativo permanente. Qui chiarisco una cosa, perché forse è il momento di chiarirla. Noi abbiamo fatto delle foto, ci ha concesso le foto e poi mi ha chiesto di non pubblicarle. Io ho accettato perché avevo dato la mia parola e perché era una questione di rispetto, però ho chiesto se quelle foto potevano vederle le persone che dovevano capire qual era la situazione di Eluana. E questo è stato, i politici, i detrattori, e questo ha portato a un summit politico a Mestre con Berlusconi, perché bisogna che chi decide sappia. Per cui quelle foto, che nessuno di voi ha mai visto, ma potete immaginare una persona in stato vegetativo permanente da 17 anni, dopo l'incidente stradale, macchina uscita di strada a causa del ghiaccio nel gennaio di 17 anni prima, e quella era Eluana. Qui torno per parlare con Raffaella, per dire, da Eluana Englaro a Martino Pelli con l'autodenuncia di Marco Cappato, perché questa regione è stata definita terra di battaglie civili? Allora, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti e ringrazio vicino lontano per l'invito. Allora, il caso di Eluana Englaro innanzitutto è stato un grande caso costituzionale, perché noi abbiamo visto uno Stato autoritario imporsi sul corpo di Eluana. Noi abbiamo visto un'ingerenza e un paternalismo feroce da parte delle istituzioni che pretendevano di mettere la mano sulla testa di Eluana Englaro, di Beppino Englaro, di entrare non in punta di piedi ma in maniera violenta nella vita di queste persone. Noi ci ricordiamo, forse voi ricorderete insomma tutte e tutti il caso Englaro, anche per le affermazioni che fece allora Silvio Berlusconi dicendo che Eluana Englaro poteva ancora generare figli. E lì ci fu un intervento più unico che raro nella storia della Repubblica Italiana, che fu l'intervento del Presidente della Repubblica, cioè Giorgio Napolitano bloccò un decreto legge che voleva andare a interferire con una sentenza definitiva della magistratura. Beppino Englaro, originario del Friuli Venezia Giulia, originario di Paluzza, quindi lui dovette intraprendere una battaglia legale che durò quella volta 10 anni, perché allora, poi magari ne parleremo dopo, non c'erano le disposizioni anticipate di trattamento, non c'era il testamento biologico. Si arrivò a questa legge e quindi, col caso Englaro. Esatto, lì fu lo spartiacque, poi ci vollero altri 8 anni. Perché nel 2016, sì. Cosa che potete fare tutte, dichiarazioni anticipate di trattamento. E questa dimostrazione del fatto che la strada per i diritti è sempre molto lunga, no? È molto accidentata. Però lì i vari tribunali dovettero ricostruire la volontà di Eluana Englaro. Fondamentalmente Eluana Englaro all'età di 22 anni ebbe un incidente stradale, ma era successo che tempo prima aveva visto un suo amico versare nelle condizioni in cui poi purtroppo lei si ritrovò e disse chiaramente al padre Beppino: io non vorrei mai ritrovarmi in questa condizione. E lì ci fu una sentenza definitiva della magistratura e in quel momento il governo
fece quest'atto violento di mettersi di traverso e con un decreto legge voleva bloccare la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, quindi idratazione e alimentazione. E Napolitano fece una cosa che è successa credo 2 volte nella storia della Repubblica Italiana. Disse: no, io questo decreto legge non lo firmo. Primo perché non c'erano i requisiti di necessità e urgenza tipici del decreto legge, ma poi perché c'era un conflitto tra poteri. E allora, quando Eluana poi venne accolta, per questo la nostra regione, che è la regione anche di Basaglia, la regione divorzio, di di Loris Fortuna. Fortuna, che fece le battaglie per i diritti civili, per il divorzio, accolse Eluana Englaro. Ma vorrei ricordare perché Eluana Englaro dovette venire in Friuli Venezia Giulia, perché le istituzioni cercarono di bloccare l'esecuzione di questa sentenza in tutti i modi. L'allora ministro del welfare Sacconi vietò a tutte le strutture pubbliche di sospendere i trattamenti. Il presidente Formigoni della regione Lombardia vietò anche alle strutture private sanitarie di sospendere i trattamenti. E quindi ci fu proprio questa azione violenta sul corpo di questa ormai donna che era Eluana. E allora ci fu l'incontro di 2 forze politiche diametralmente opposte: il presidente, l'allora presidente della regione Tondo, che era di destra, e la sinistra con il sindaco Furio Onsel. Questo è emblematico perché queste battaglie per i diritti civili non sono battaglie che hanno un colore politico, sono battaglie che prescindono dalla religione e dalla politica, perché tutte e tutti noi potremmo trovarci in una condizione del genere. Quindi i diritti civili per cui alcune persone lottano e contro cui altre persone invece fanno delle battaglie per evitare che si possa arrivare all'autodeterminazione, poi possono servire a tutte e a tutti. E quindi Eluana venne accolta dalla struttura qui a Udine privata della Quiete, e ci furono quella volta, come ricorderà Perché Marinella, la politica regionale trovò un accordo, Sì, fu ci fu un un accordo accordo, bipartisan, esatto. certo, fu un accordo. Scusa, ti ho interrotto, sai perché? Perché adesso ho visto, continuiamo dopo il discorso, io voglio tornare con te sul discorso del caregiver. Come vi siete conosciuti con Laura? Perché hai scritto un colpo di fulmine, in realtà no, sei stato tu molto tenace, Sì, molto tenace. Io essendo una persona comunque romantica, leone ascendente leone, quindi anche abbastanza caparbio, avevo notato questa bella donna a varie conferenze stampa. Ho Facevate lavorato lo stesso fra le mestiere, lei altre cose, giornalista esatto, e anche tu per la RAI, videomaker. operatore, regista, Certo. produttore, quindi e in pratica vidi questa ragazza, vabbè, però non gli ho mai dato fastidio. Poi è capitata una conferenza stampa dove c'era lei e una sua amica, ho scoperto dopo, gli disse: ma sai, ho conosciuto un tipo un sacco figo, fa i tour con Vasco Rossi, lavora per la moda a Milano, cioè è buonissimo, sa un sacco di cose, di sotto. Quindi ci ho avuto anche un bello spoiler a mia insaputa. Certo. Vidi Laura assieme a un suo collega che credevo fosse il suo fidanzato, però questa cosa mi dava fastidio. Allora andai al buffet, presi un piatto pieno di roba, vinsi la mia timidezza, glielo portai e gli dissi: guarda Laura, visto che lui nemmeno ti fa mangiare, questa è per te, se vuoi dagliene un pochino anche a lui. E me ne andai via. E lì è finita. Poi la rincontrai la racconto tutta? No, c'è la proposta. Va bene, sì, no, facciamo poi un arriviamo, po' di alleggeriamo, diciamo, sì, che fa sempre bene. E la rincontrai in fila in banca, lei stava cambiando del denaro perché partiva da sola per una vacanza a Cuba. Allora io gli dissi: ah, ma che bello, io non ce la farei mai andare via da solo. Poi mi venne spontaneo, c'era il concerto di Vasco 2 giorni dopo allo Stadio a Perugia, gli dissi: guarda, se vuoi io ho dei biglietti, te li do, vieni
con un'amica, col tuo uomo, e lì lei, no, ma sai, prima di partire voglio stare un po' ritirata, così fra me e me. Ah, va bene, ma se vuoi, e lì feci un errore grandissimo, perché mi prese per uno sborone, dissi, allora vieni dopo all'after show, così ti presento Vasco, chiacchieri un po' con lui, tu che sei... Certo. E lì proprio muro eretto. Però gli chiesi la mail e mentre lei a Cuba io gli iniziai a scrivere chiedendo come andava, e lei già da questo fu abbastanza colpita. Disse, ma questo qui perché mi chiede queste cose? Quando tornò gli feci una cena a base di pietanze cubana, subamericane con sigari e rum e musica, esatto. Poi dopo a una delle tante cene con amici è scattato il primo bacio e da lì ecco, siamo arrivati a quello davvero che un grande sarà. amore. Sì, sì. Che si è evolto, cioè c'è stata un'evoluzione, perché Certo. sai, quando... Diventi da marito infermiere. Esatto, diciamo, io ho sofferto molto negli ultimi anni perché anche in terapia dicevo, ma è normale che io non veda l'ora, e non mi vergogno a dirlo, che Laura non ci sia più, perché io non ce la faccio più. Ho per ben 2 volte, in attesa dei giudizi che ci dovevano arrivare con le sentenze e i processi che abbiamo fatto nei confronti della ASL Umbria 1 di Perugia, io ho detto, e ho prenotato 2 volte in Svizzera perché lì avevamo ottenuto il semaforo verde, ho detto se anche questa volta rinuncia io avrò bisogno di supporto, di farmaci, perché ero veramente, veramente devastato. E quindi lì tu capisci anche che sì, l'amore tiene, e soprattutto, sapete, molti mi chiedono anche, ma gli amici, ma tu come fai? Io me ne sarei andato, sarei scappato. No, perché Laura mi disse subito quando eravamo fidanzati, i primissimi giorni, che aveva questa malattia e avrebbe potuto, diciamo, portare a conseguenze molto, molto nefaste. E io gli dissi tranquillamente, qualsiasi cosa accada l'affronteremo assieme. E io ho fatto semplicemente quello. Poi sapete che c'è, come mi sono salvato? Non ponendomi domande. Perché te, quando ti ritrovi in questa situazione, se ti inizi a porre domande perché, per come, ma perché a me, perché a noi, ma non è vero, la giustizia divina, no. Io ero diventato un soldato che segue gli ordini che arrivano dall'alto, quindi non pensavo e seguivo. Lei aveva un assoluto bisogno di me lì vicino e io questo facevo, punto. Non ci dobbiamo chiedere niente, non mi aspettavo assolutamente nulla, l'ho fatto perché mi andava di farlo, anche quando lei diceva ti vedo stanco, basta, la faccio finita, io mi arrabbiavo violentemente, gli dicevo no, te la fai finita solo e solamente quando il tuo corpo ti dirà che non ce la fai più. Non devo essere io l'ago della bilancia, e se sono qui perché mi va di essere qui. Tu hai sempre rifiutato, sapete perché accelero? Perché mancano 20 minuti e volevo portarvi anche su... No, non devi scusarti. Tu hai sempre rifiutato la definizione di eroe civile e hai sempre detto anche che non ti sei sentito speciale. Però il momento del saluto, se vuoi ricordarcelo, perché tu... te l'ha chiesto lei forse, ti sei fermato, vi siete staccati un attimo prima dell'autosomministrazione. Sì, ci provo. Allora, Laura si è iniziata a congedare dalla sua vita mesi prima, quindi ha iniziato col salutare i luoghi della nostra città, ha iniziato a non voler più fare cene, vedere amici, e questo anche a me ha fatto capire che anch'io mi dovevo mettere un po' di disparte. Questa cosa potete immaginare quanto mi sia costata, perché mi ha proprio segnato profondamente e mi provocherà sempre un grande dolore, però l'ho fatto.
e ho rispettato le sue volontà fino all'ultimo, perché lei mi ha detto: sai, nel momento in cui farò l'autoinfusione io vorrei che te uscissi. È normale, l'ho capito, se io fossi stato lì gli avrei provocato ancora più dolore. Siccome lei ha avuto un coraggio grandissimo, ma veramente grande, per la estrema fame di vita che aveva, nello scegliere il momento in cui veramente non ce la faceva più e aspettare e sopportare i dolori ancora in attesa della sentenza, aspettare perché aveva dato la precedenza a Martina Oppelli, che poi è stata male e non è partita, quindi ha detto: ma no, io aspetto, Martina sta più male, poi se ci sovrapponiamo pare che questa Coscioni faccia, no, l'angelo della morte, quindi no, non... Ma anche quando abbiamo avuto la risposta positiva, lei ha continuato a lottare, anzi ha lottato ancora di più. E aggiungo, se posso, un'altra cosa: per una persona disabile, come diceva prima il professor Remuzzi, che diceva dell'ora, 24 ore sono un'infinità di tempo, sono un'infinità di tempo. E sapete che succede? Un disabile che inizia a peggiorare in forme così progressive e feroci, inizia a pensare: ma io, sai, la faccio finita adesso, perché poi se io voglio morire e lo Stato non me lo concede, io poi come faccio? Non ce la faccio, non lo posso chiedere a un'altra persona. Cos'è il concetto della ringhiera? Ecco, Laura definiva avere questa possibilità di fare l'accesso a quello che io chiamo morte volontaria, perché il suicidio appunto lo fa uno che pensa nel modo in cui vi ho appena detto o uno che non ha più il lume della ragione. Lei si considerava come in un parapetto e diceva: io adesso mi affaccio, ma se io ho questo jolly nel cassetto da giocare, so che nel momento in cui voglio saltare quel parapetto, io la chiamavo l'uscita di sicurezza, io lo posso fare, non mi viene negato da nessuno. Non so quando ci sarà, non so se accadrà addirittura, perché anche avere una legge non è che poi obbliga le persone a morire, è sempre un'autodeterminazione, quindi si parla sempre di una libera scelta individuale. Quindi avere questa possibilità allunga veramente tanto l'aspettativa di vita a una persona che ha una malattia progressiva. Come vi siete salutati lo diciamo alla fine dell'incontro? Dai, dillo. Sono abbastanza caldo e stordito, quindi lo dico ora. Poco prima, diciamo, abbiamo fatto le prove insieme col deflussore, sono stato lì coi medici, non vi racconto anche le gag che sono scaturite, perché ovviamente io, per alleggerire anche la nostra esistenza, sono stato sempre molto ma molto ironico. Non ho mai avuto lo spirito che prima il professore ha detto compassionevole, no, assolutamente quello non bisogna averlo nei confronti di una persona malata. Io cercavo sempre di sdrammatizzare e comunque io lì per lì gli ho detto: ciao amore, fai buon viaggio, perché anche nella narrazione filmica, romantica, romanzata, ci sono lacrime, non andare, no, qui siamo in terra, dobbiamo essere obiettivi. Lei ha fatto una scelta, io l'ho rispettata e l'ho aiutata, quindi gli ho detto semplicemente: fai un buon viaggio. Sono uscito e da dietro la porta lei ha detto ciao vita, e la fortuna è stata che il fatto che a me mi dava tristezza di non poterle stare vicino fino alla fine ce l'ho avuto, perché sono... Scusa. Lei si è addormentata subito, mi racconta. Si è addormentata, esatto, subito, però
io gli ho tenuto la mano fin quando non ha dato più segni di vita. E allora, questo applauso, perché tu, sai cosa? Questo è per Laura, l'applauso. Questo è per Laura, ma c'è una... Tu l'hai finito anche altri interventi pubblici, li concludi salutando Laura e dicendo questo è per Laura, tu stai continuando la battaglia di Laura. E Raffaella, la Luca Coscioni e la lotta per l'eutanasia medicalmente assistita è una lotta difficilissima che incappa in procedure poi di penali. Come approcciate voi questo argomento e cosa state facendo per il fine vita? Allora, adesso è difficile dopo Lo so. il racconto Se aspettano 4 ore. Abbiamo 14 Stefano. minuti, Allora, ho tante cose da chiedervi, dobbiamo far veloce. Uno dei motti, diciamo, dell'associazione Luca Coscioni è dal corpo delle persone al cuore della politica. Perché vedete che il racconto di Stefano, 2 donne come Laura Santi e Martina Oppelli in Friuli Venezia Giulia sono 2 donne che si sono messe a nudo, che hanno raccontato momenti più intimi, no, della propria vita. Anche Martina Oppelli l'ha fatto in conferenza stampa qui in Friuli Venezia Giulia. E quindi è importante anche per quanto riguarda la figura del caregiver, no? Non romanticizzare la figura del caregiver. Il caregiver è una persona che si ritrova costretto a questa assistenza sulle 24 ore e non ha le coperture necessarie da parte delle istituzioni, perché anche l'ultima legge sui caregiver è assolutamente insufficiente. Quello che facciamo noi è cercare di spiegare che la libertà, l'autodeterminazione sono terapeutiche, perché per una persona malata anche solo l'idea di poter scegliere, il sapere di poter scegliere ti dà uno stimolo in più, perché tu puoi in qualsiasi momento porre fine alle proprie sofferenze. E spesso si confondono i piani, perché spesso si parla erroneamente di dignità, si fa confusione con le cure palliative. Noi dignità, io è una cosa che dico sempre, il concetto di dignità è un concetto assolutamente soggettivo, perché quello che può essere dignitoso per me può non essere per altre persone che si sentono magari anche violate ogni giorno nel proprio corpo e nella propria intimità. E quindi poi quando sei ai banchetti, noi abbiamo fatto tante mobilitazioni. Abbiamo fatto la mobilitazione sulla legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, e abbiamo fatto la mobilitazione per il referendum eutanasia legale. Abbiamo raccolto 33.000 firme una volta, 8.200 firme. Avevamo sempre la fila di persone ai banchetti che venivano a raccontarci, come ha fatto Stefano questa sera, le loro esperienze di vita. E quindi è ora che la politica si cali nella realtà, perché Laura Santi e Martina Oppelli sono state 2 donne, poi io ricordo il messaggio che ci ha lasciato Laura Santi, che è: non rassegnatevi mai, perché lottare per i diritti civili è faticoso, a volte è frustrante, però poi alla fine porta, come dopo il caso Englaro, alla legge sul testamento biologico che adesso permette di decidere prima, no, i trattamenti ai quali essere o non essere sottoposti in caso di incapacità. Ma mi soffermo un attimo proprio su Laura Santi e Martina Oppelli, perché Laura Santi ha potuto morire a casa sua con Stefano, e Laura Santi era amata dall'associazione Luca Coscioni, da noi dell'associazione, aveva tanti amici. Questo lo dico perché la Presidente Meloni ha detto che lo Stato non può agevolare il suicidio, ma deve occuparsi della solitudine delle persone. Laura Santi non è mai stata una persona sola. Martina Oppelli aveva i suoi amici, però a differenza di Laura Santi non ha potuto morire a casa sua, ha dovuto andare in Svizzera. E questo che cosa ci dimostra? Che, come diceva il professor Remuzzi all'inizio, c'è una sentenza, sì, del 2019,
grazie alle disobbedienze civili di Marco Cappato, perché ancora adesso per l'aiuto al suicidio si rischia fino a 12 anni. Tant'è che Marco Cappato insieme ad altri attivisti dell'Associazione Coscioni sono venuti ad autodenunciarsi per aver aiutato Martino Appelli ad andare in Svizzera. Quindi si crea una discriminazione nella sofferenza. Laura ha potuto morire a casa sua, Martino Appelli ha dovuto andare in Svizzera. E perché ha dovuto andare in Svizzera? Perché la commissione medica non ha riconosciuto a Martino Appelli il trattamento di sostegno vitale. E allora, non essendoci una normativa, le aziende sanitarie navigano a vista, tant'è che Anna invece, nome di fantasia, ha potuto avere accesso al suicidio medicalmente assistito in Friuli Venezia Giulia, perché a Laura come trattamento di sostegno vitale è stata riconosciuta l'assistenza di cui necessitava sulle 24 ore. Quindi vedete che abbiamo donne malate di sclerosi multipla in una condizione molto simile, che però alcune hanno potuto esercitare il diritto in Italia, altre no. Pensiamo a Sibilla Barbieri, che ha dovuto andare in Svizzera perché malata oncologica, no? E quindi serve una normativa chiara che permetta a queste persone di autodeterminarsi, perché altrimenti nella sofferenza abbiamo delle discriminazioni. E la proposta di cui parlava il professor Remuzzi all'inizio, il disegno di legge sul fine vita che al momento è in discussione ma che si è arenato in Parlamento, meglio non avere una legge piuttosto che avere una cattiva legge che restringe i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito posti dalla Corte Costituzionale, che prevede l'obiezione di coscienza e che, cosa più grave, esclude il sistema sanitario nazionale dall'equazione. E quindi questo rende ancora più difficoltoso, no? Perché da attivista mi sento di dire che i diritti, quando ci sono sulla carta, si pensano già pacificamente acquisiti, ma ci sono tanti modi per ostacolare l'esercizio di questi diritti. E quindi è importante capire che ci sono piani diversi, c'è il piano delle cure palliative, c'è il piano dei caregiver che non sono sufficientemente supportati dallo Stato. Certo. E in Italia abbiamo per nulla, aggiungo. 8 milioni, tra gli 8 milioni e gli 11 milioni di caregiver che tengono letteralmente in piedi il nostro sistema sanitario, perché senza i caregiver noi avremo un sacco di persone con disabilità senza assistenza e sono degli invisibili dietro a persone che già con disabilità rischiano di essere invisibili, perché si punta tanto all'assistenzialismo piuttosto che a, per esempio, dare ausili per permettere a queste persone di diventare autonome. Dico questo perché sembra che l'Associazione Coscioni si occupi solo di fine vita. No, certo. Ma in realtà noi ci occupiamo Questo di è il tema persone di con oggi, disabilità, certo. delle barriere architettoniche, e soprattutto Luca Coscioni iniziò la sua battaglia e fondò l'associazione, quest'anno sono 20 anni dalla morte di Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, proprio per garantire alle persone malate le cure. Quella volta c'era la legge 40 e c'era la discussione sulla ricerca, no? Sulla ricerca sulle cellule staminali embrionali, perché ci sono un sacco di malati rari nel nostro paese e la ricerca è bloccata per motivi etici, certo, e anche purtroppo per motivi economici, e senza ricerca questi malati che sanno che potrebbero avere una cura non vi possono accedere. Quindi è importante che ci sia la libertà e la laicità della ricerca scientifica. Allora, l'Associazione Coscioni merita questo applauso assolutamente apolitico. È stata fondata nel 2002 e Luca Coscioni è morto nel 2006. Per 4 anni ha lottato per lui e per tutti quelli che... Io volevo fare un brevissimo schema della situazione e della legge italiana sul fine vita.
Così, con senso informato, il paziente può accettare le cure, rifiutare le cure, interrompere i trattamenti, anche salvavita. Il medico deve rispettare la volontà del paziente. Si può fare testamento biologico, accanimento terapeutico è vietato, l'accanimento terapeutico è vietato. L'eutanasia è illegale in Italia, il suicidio assistito non è pienamente legale, possibile solo in casi specifici stabiliti dalla sentenza di J. Fabo Cappato, e con queste condizioni: malattia irreversibile, sofferenza insopportabile, dipendenza da trattamenti vitali, capacità di decidere. Allora, la situazione è questa. Torno da te, Stefano, per capire, anzi no, torno da te perché voglio che tu ci ricordi l'ultima lettera di Laura. È arrivato il momento. L'ultima lettera di Laura. La lettera fatta ai politici? Allora, sì, pretendete una buona legge, perché un giorno il mio dramma potrebbe essere il vostro e quello dei vostri cari. Esatto, ma io, guarda, più di parlare di quella, Vai. vorrei aggiungere un po' d'argomenti. Allora, intanto noi siamo assolutamente a favore delle cure palliative. Laura l'ha fatte tutte. Era arrivata a un punto in cui nessun farmaco gli dava più sollievo. Gli hanno addirittura proposto il fentanyl, Laura si è letteralmente rifiutata e ha detto: io non voglio diventare una tossicodipendente, drogata dalla mattina alla sera e quindi che rimango in vita solo perché non sono consapevole della vita e quindi sto da un'altra parte, e si è rifiutata, quindi ha fatto anche lì una libera scelta. Poi caregiver, qui l'argomento è bello tosto, faccio un passo indietro. Anche la legge che hanno proposto, praticamente hanno deciso bellamente di utilizzare solamente un comitato etico nazionale, e se uno viene, diciamo, presenta la domanda per l'accesso al fine vita e la domanda riceve il diniego, deve aspettare appunto 18-24 mesi prima di poterla ripresentare. Spero che non passi, hanno fatto un passo indietro, perché un comitato etico come diamine può stabilire se una persona ha diritto o no d'accesso al fine vita? È etico. La mia etica è diversa dalla sua, da tutta quella vostra, che delle persone che sono qui in sala. Si tratta di etica. Qui invece si tratta di una scelta scientifica, radicale, valutando le condizioni in base ai 4 elementi che ci sono, dove abbiamo dovuto lottare con Laura per ottenere il riconoscimento di uno dei 4 criteri, che era quella di dipendere nello specifico. Dice, no, la legge dice da macchine di sostentamento vitale. Io davanti al giudice ho detto: signor giudice, se queste non appartengono alla macchina più perfetta che c'è nella terra, che è l'essere umano, di che stiamo parlando? Mi devo collegare io con una spina alla rete elettrica per far finta che sono una macchina, un robot? No, assolutamente no. Quindi, diciamo, ci sono tantissime lacune anche nell'attuale legge, e pensate che se fosse passata la legge così come proposta, Laura, nonostante ha vinto in giudizio dopo 2 anni e 8 mesi, non avrebbe potuto fare il fine vita in Italia. Aggiungo un'altra cosa: non vogliamo assolutamente che le persone pensino al suicidio. Io in primis voglio che una persona che decide possa morire dove vuole, con accanto le persone care. È questa la carità, la pietà umana. Non è quella di imporre una scelta che ti vieta di fare questo e ti porta appunto a fare un suicidio. Non è quella di andare in Svizzera, dove se io non ho soldi non posso andare. Noi abbiamo sempre tenuto da parte un tesoretto, lo chiamavamo, sapete,
uno alle volte dice va, metto via 30.000 euro per gli studi dei figli, per fare una vacanza. No, noi abbiamo deliberatamente, parlandone, messo e tenuto da parte 30.000 euro per andare in Svizzera a morire. Vi rendete conto anche questa che cosa brutta che è? Hai venduto la casa e non lavoravi più. Va detto anche questo, questa è la storia dei caregiver. Hai venduto un attico Sono stato a Perugia costretto a vendere... e sei stato costretto a lasciare la tua azienda che Esatto. gestivi con tuo fratello di vita Gestivo media. un'azienda, facevo produzioni televisive, avevo 12 dipendenti, l'ho dovuti mandare via tutti. Mio fratello, fortunatamente, essendo più grande, dopo poco è andato in pensione. E sapete, io oggi ho 64 anni, non è stato facile, non è facile assolutamente potermi ricollocare nel mondo del lavoro, potete immaginare, no? Quindi ho fatto, dopo che Laura non c'era più, i lavori più umili, assolutamente, anzi, ne sono fiero di averli fatti. Mi sono un po' riciclato, adesso fortunatamente sto rifacendo il mio lavoro, ma però immaginate anche quanto uno si senta impotente, no? Io verso 60 anni ho detto cavolo, non lavoro più, non ho più soldi, li sto finendo, che faccio? Vendo la casa, vendi la casa, vai in affitto. Questi soldi, sì, all'inizio tutto bene, poi vengono erosi, perché lo Stato non ti passa tutto subito, anche lì la burocrazia è lunga, chiedi il rotino elettrico, sì adesso vediamo, e dopo 6 mesi te lo compri perché il rotino non arriva, ok? E paga l'assistenza. Dopo il Covid è finita l'assistenza terapeutica per Laura, che si tratta di fare fisioterapie con fisioterapisti specializzati, e ce le dovevamo pagare da soli, 80 euro a seduta 2 volte la settimana, unite alle mie sedute per i miei mal di schiena. Cioè è un gettito di soldi continuo, e quindi anche qui per i caregiver va fatto qualcosa, ma anche lì non la legge che ha proposto la ministra Locatelli, che è un flop totale, perché bene che va, se uno rientra nei parametri ultra restrittivi che hanno messo, prenderebbe 400 euro al mese. Cosa diamine ci faccio con 400 euro al mese? Allora, il tempo è praticamente scaduto, perché vogliamo lasciare lo spazio anche a voi, perché se siete qua avete delle storie anche voi da raccontare, delle domande da fare. Ricordatemi come una donna che ha amato la vita. Questo ho detto. Dimmi una frase di Laura, proprio una frase, che chiudiamo con questo. Ma io ricordo più le nostre liti, discussioni, perché era, come ho detto al commiato, e lo ribadisco, aveva il suo bel carattere Laura, e quindi era una bella stronza, cioè starle vicino non era così facile. Io gli ripetevo in continuazione: io non ti lascio perché tu stai male, ma per il tuo carattere di bip, Ma non è vero. dico in francese, Lo so che io non se è stavi vero. bene ti avrei lasciato, o perlomeno ci avrei pensato. Qual era la vostra canzone? Dai. No, non era facile, non è facile stare a vicino a una persona infatti, che sta male, perché questo è da si dire, acuiscono certo. anche i lati negativi di entrambi le persone, perché mi ci metto anch'io. La nostra canzone preferita era Tutto quello che è un uomo di Sergio Cameriere, poi io l'ho avvicinata a De André, non l'avessi mai fatto, perché lei diceva ma no, quello lì è noioso, per carità. Io Però- gli dicevo guarda che è un poeta, scrive dei testi bellissimi, è eccezionale. Ma no, Però- ha iniziato ad ascoltarlo, e siccome io avevo domotizzato la casa il più possibile, fra cui avevo messo dei diffusori wifi in tutte le stanze, Te la sei cercata? mi No. dovevo cibare tutto il giorno: quando la morte arriverà, bam. Io gli dicevo Laura basta, ascolta qualcosa un po' più leggero. Ecco. E questo è sempre per Laura, che ti ha sopportato, sempre per Laura. Raffaella, prima di chiedere la mezza sala con la luce,
c'è una frase di Welby, e forse tu la conosci, ma senz'altro, quando stava per morire: scusate se mi emoziono, ma è la prima volta che muoio. E c'è una cosa che tu ricordi, ma proprio veramente abbiamo pochi secondi, una tua cosa personalissima nell'approccio a questi temi. Ma allora, Ti devo se no troncare. sono proprio, Pier Giorgio Welby ha fatto proprio un appello allora anche al Presidente della Repubblica, cioè sono persone che mettono il loro corpo, le loro vite al centro per chiedere delle risposte, no? Alle istituzioni, per chiedere di essere liberi, di autodeterminarsi. Quindi diciamo sono tutte le storie delle persone che sono venute, che facevano la fila ai banchetti, sotto il sole, sotto la pioggia, per firmare. Io all'inizio, quando mi sono mobilitata per le prime campagne, pensavo di dover rincorrere le persone per firmare. No. Anche per questa legge, che per fortuna adesso hanno fatto un passo indietro, la Coscioni ha raccolto migliaia di firme, no? E quindi le persone poi si fermano e ti raccontano la storia dell'assistenza, della madre, del marito, del fratello, e quindi capisci quanto ogni storia è a sé stante e merita la giusta attenzione. E non è assolutamente giusto quello che sta succedendo, cioè il fatto che ci siano delle persone malate che per esercitare un diritto già sancito da una sentenza debbano intraprendere estenuanti e lunghissime battaglie legali, perché il disegno di legge, quando tu parli dei 4 requisiti, no? Sofferenze fisiche o psichiche, nel disegno di legge che era in studio e che speriamo venga messo in un cassetto e mai più riaperto, metteva, o meglio riaperto però con una buona legge, metteva sofferenze fisiche e psichiche, che cambia tutto. Quindi sembra che ci sia proprio un accanimento, cioè un paternalismo che ti dice come devi vivere, come devi morire, e in più c'è un tabù, no? Perché si parla sempre di dignità nella vita, ma sembra, e quindi ringrazio Vicino Lontano per questo incontro, perché c'è il tabù di parlare di dignità anche nella morte. Certo. Allora, questo applauso è per te. Chiedo la mezza sala, grazie, e lascio davvero l'ultima parola a Laura. L'ultima parola è che Laura vi chiede di fare questo sforzo, di guardare oltre, di soprattutto ascoltare il vostro cuore. Quindi è quello che chiedo anch'io. Io da poco ho avuto l'audizione in Regione Umbria con la terza Commissione Sanità, perché abbiamo presentato una proposta di legge regionale appunto per il fine vita. Dovrebbe in teoria andare al voto e dovrebbe sempre in teoria passare, quindi poi ci sarà una vera festa dedicata a Laura, e quindi vi chiedo sempre di pensare secondo la vostra coscienza. Per Laura. Per Laura. Allora, io vi do la parola e siccome c'è sempre la prima domanda che stenta a partire, approfitto per ringraziare tutti voi, ringraziare Vicino Lontano, ringraziare gli ospiti, il professor Giuseppe Remuzzi, Stefano Massoli, Laura e Raffaella. Grazie e un applauso a voi che ci avete seguiti. Io vorrei sapere se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, o a Raffaella Barbieri o a Stefano Massoli, o a un ricordo o a una... Non abbiate timore, perché se siete seduti vuol dire che qualcosa... Se no io dico una cosa, guardate, vi alleggerisco. Non fate comunque timidi, eh? A me fa piacere se volete chiedere qualcosa. Dedicato a Tiziano Terzani. Io vi invito a leggerlo questo libro, perché questo titolo è un po' anche se va da un'altra parte, La fine è il mio inizio, forse l'opera più intensa di Terzani. Domani si consegna il premio e questo Vicino e Lontano è nato nel ricordo di questo grandissimo
giornalista, scrittore e viaggiatore. E poi un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Questo era Martin Luther King. Allora, un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Vale per tutti, vale per il coraggio che ha avuto Laura, vale per il coraggio che tutti noi, tutti i giorni, ognuno ha un bagaglio da portare avanti, ognuno ha un peso. Io dico enorme, ognuno ha un peso enorme da portare avanti. E oggi abbiamo parlato della morte. La morte è la vita e questo è il peso che ognuno porta, il peso delle vostre storie. Buonasera, Roberto, ex medico di famiglia. Ex medico di famiglia. Ho vissuto molte storie non così drammatiche. Quello che mi ha colpito questa sera dalla vostra testimonianza è l'estrema sofferenza di chi sta accanto alla persona che aspetta di poter morire. Un'estrema sofferenza che ho intuito può arrivare a pensieri quasi di morte per sé. Questo mi ha colpito molto e ringrazio. Io ringrazio lei, davvero. Da me, lei è un medico e quando parla di sofferenza sa di che cosa si sta parlando. Grazie anche da parte mia e confermo che tenere la barra dritta non è assolutamente facile. Quanti di voi sentono, continueremo a sentire che il marito uccide la moglie uccide il figlio, perché stare in un equilibrio stabile è veramente, veramente difficile. Anche qui le istituzioni si dovrebbero muovere un po' di più per garantire un supporto migliore a livello psicologico. E anche sulle cure palliative aggiungo un'altra cosa, ci sono, ma anche lì ci sono regioni di serie A e regioni di serie B, non da tutte le parti c'è l'accesso, non lo promuovono, c'è ancora tanta strada da fare e aiutateci a percorrerla. Aiutateci a percorrerla, è il percorso di tutti noi, perché io lo dicono tutti, quello che è successo, le storie che abbiamo sentito possono diventare, se magari non lo sono già tra di voi, queste storie già vissute, possono essere le storie di ognuno di noi e dei nostri cari. Questo non dimentichiamolo mai, veramente. Bisogna, ognuno ha la sua esperienza tragica. Aggiungo che Laura ha un'altra cosa che diceva, e dico sempre anch'io, non voltatevi dall'altra parte, perché spesso questo accade con le persone, accade soprattutto con le istituzioni, e quindi non voltatevi dall'altra parte. Ma io, se posso aggiungere una cosa, è proprio il far finta, no, di non vedere, perché quando si parla di questi temi si esordisce sempre dicendo sì, però è un argomento delicato e non è mai il momento di occuparsi di fine vita, non è mai il momento di occuparsi di diritti civili, c'è sempre qualcosa di più importante. Cioè, vediamo il caso Englaro 2009, siamo arrivati alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sulla pianificazione condivisa delle cure, sul consenso informato nel 2017, quindi sono passati altri 8 anni. Poi c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale, cioè c'è un'inerzia da parte del legislatore e laddove manca il legislatore, la magistratura, la Corte Costituzionale devono intervenire perché la realtà sociale è diversa, la realtà sociale è molto più complessa. Faccio anche un piccolo spoiler, visto che adesso partono tutte queste campagne, no, a livello nazionale nelle varie regioni. Noi ci siamo mobilitati qua in Friuli Venezia Giulia, abbiamo presentato un testo per una proposta di legge di iniziativa popolare che non si vedeva da 20 anni in regione e quindi avevamo chiesto, proprio per evitare, no, queste discriminazioni
nel caso di Anna, nel caso di Martina Oppelli, no? Perché poi pensiamo che andare in Svizzera dal Friuli Venezia Giulia è anche relativamente agevole. Pensate a una persona magari tetraplegica che deve farlo in ambulanza e che vive magari in Sicilia o in Sardegna, no? Presentiamo questo testo per garantire tempi e procedure certe e la Regione solleva la pregiudiziale di incostituzionalità. Poi la Corte Costituzionale è intervenuta di nuovo e ha detto che in realtà la nostra legge, il nostro testo era nel complesso legittima e che quindi le regioni possono legiferare su certi aspetti. E siccome però questa mobilitazione dal basso viene spesso ignorata, cioè il legislatore ci cala le normative dall'alto ignorando quella che è la realtà delle cose, la complessità, i mutamenti sociali, l'abbiamo visto anche con le unioni civili, no? Cioè il legislatore fa finta di non vedere che ci siano delle persone. E quindi che cosa faremo noi? Ci rimobiliteremo. Perché è vero che la strada è lunga e accidentata, ma prima o poi il legislatore dovrà guardare in faccia la realtà e dovrà rendersi conto della partecipazione popolare e quindi ci rimobiliteremo per cercare di riproporre una legge che eviti queste discriminazioni che sono assurde, perché pensate, ad Anna viene riconosciuta l'assistenza sulle 24 ore come trattamento di sostegno vitale, a Martina Oppelli non solo non viene riconosciuta l'assistenza, ma nemmeno il macchinario per la tosse che le era stato prescritto dal Sistema Sanitario Nazionale, questo per far capire, no? Che abbiamo due donne con la stessa malattia in condizioni simili, perché né Anna né Martina, se non ci fosse stato un caregiver, una persona che le dava da mangiare, sarebbero comunque morte di fame. Allora. E quindi vedete che dipende da come viene valutata la situazione dalla Commissione in quel momento. È difficilissimo. E questo è inaccettabile. Allora, parlare e discutere sul fine vita. Se voi avete una chiusura, io ve la lascio perché è tanto difficile. Io vorrei vivere in uno stato laico e dico solo questo, veramente laico però, perché è ora di finirla con le ipocrisie politiche e religiose, permettetemi, perché purtroppo viviamo in uno stato di profonda ipocrisia dove i diritti di tutti, e parlo appunto perché sono 5 anni che ho una mamma invalida a casa e quindi condivido e vivo esattamente quello che Stefano sta vivendo. Come si chiama tantissimi. lei? Elena Di Biagio. Grazie davvero per questa testimonianza e per questa lotta civile che poi state portato avanti. Grazie ancora. Uno Stato laico e poi ritorno all'inizio. No, Remuzzi ha citato la grazia di chi sono i nostri giorni e io aggiungo di chi è il nostro corpo. È solo nostro e quindi solo noi possiamo decidere sul nostro corpo. Stefano, un secondo. Chiudere. Laura ha detto ho vinto la libertà. Adesso. Sì, assolutamente. È stata una grandissima conquista perché io ripeto appunto autodeterminazione che va al di là di qualsiasi forma e credo di tipo politico e religioso. Concordo che purtroppo il nostro Stato non è laico, ma vi dico anche che in tutto il nostro cammino, e è qui che la politica si gira dall'altra parte, una marea di persone ci ha inviato attestazioni di vicinanza esordendo. Quando vedevamo i primi messaggi io dicevo ecco il solito troll, perché salve Laura, io sono cattolica e vado in chiesa. E io dicevo oddio, però ho sentito e io sono d'accordo con voi, quindi andare al di là è questo, no? Aggiungo anche al fatto quando si girano dall'altra parte, dicono, io andavo in bestia quando magari al banchetto mi dicevano sì ma tanto a me non mi riguarda. È questo l'errore, perché la lotta che ha fatto Laura, che ha fatto Martina, che facciamo noi, che siamo qui, tante altre persone, è per tutti, non è individuale. È proprio per tutti. È per la nostra libertà, è un atto di civiltà assoluto. Certo. È per tutti, grazie davvero. Grazie a vicino lontano. Grazie
Grazie davvero Raffaella. Grazie. Grazie a Stefano. Grazie per l'invito. Grazie a te. E grazie a Laura. Grazie a Vicino Lontano.